Buongiorno a tutti ragazzi di YouTube, cari amici. Che faccia, impresentabile. Chiedo scusa. Vabbè, comunque, la Juve. Oh, siamo qua abbiamo cominciato la settimana, è lunedì, mannaia, è lunedì, è dura, non si può parlare di calcio, io non ho argomentazione di calcio, il mercato sembra in una fase di stallo, non ci sono grandi notizie, non ci sono bombe pazzesche, nomi pazzeschi, manovre pazzesche, solo chiacchiere di cortile, cioè non si parla di nulla, va, in poche parole, non si parla di nulla, io vedo che non c'è di che parlare e si rimescolano sempre i soliti discorsi. Poi ditemi voi cosa c'è da dire sulla Juve o sul mercato in generale, non è che ci siano grandi. La Juve ho tutta l'impressione, al momento è così, siamo gli stessi dell'anno scorso, dai, siamo gli stessi e identici al momento dell'anno scorso. Abbiamo solo una novità, il sostituto di Quadrato, ma non penso che già da subito possa fare meglio di Quadrato. Non lo so, non lo sappiamo, lo possiamo scoprire solo vivendo. Chi vivrà vedrà e basta. Poi che ne so, siamo qua. Bene. Vabbè, ciao Ture, vediamo un po', me fumo una sigla. Ci abbiamo a fare un po' di pranzi, qui mangiano tardi, i signorini mangiano tardi. Viene a Gattuccia dalla scuola e poi il nostro obiettivo è arrivare alle 18, l'ora in cui finiamo la nostra giornata lavorativa e andiamo a casa nel nostro paradiso, dove nessuno ci può inquinare la mente. Io mi diverto a seguire qualche canale YouTube, vedo un po' di tutto, mi rilassa, ci sono cose interessanti, a volte cose simpatiche, qualche volta cose antipatiche, quando becchi qualche canale di interisti, youtuber interisti, non tutti, giusto perché tutto sommato c'è, come si chiama? Cazzarola, come si chiama? Oddio, vabbè,
sicuramente non è il nonno bastardo interista, quello non si può sentire, quando parla è solo per offendere e basta, non ha un discorso, non ha un dialogo, offende, punto e basta, non ti fai girare le scatole perché poi pensi che lo fa perché sta sicuro dietro quel monitor lì, quella telecamerina, dentro il suo stanzino o la sua automobilina, ve lo assicuro, perché dubito che tutta quella sicurezza e tutte quelle parole li possa dire in mezzo a, non ti dico a un gruppo di juventini, ma io credo che neanche di fronte a un solo juventino lui potrebbe dire quelle parole, non sarebbe così sicuro come si sente nel suo stanzino o nel suo macchinino. Comunque fa sorridere anche questo, tutto sommato. E basta. Poi io cazzo non mi ricordo il nome, c'è un altro ragazzo interista abbastanza bravo, anche se della sponda opposta, ma non mi viene, ma forse che è l'unico interista che guardo di più, perché almeno parla di calcio, sa parlare di calcio, non fa il tifoso e basta. Ma porco, ma sto diventando vecchio, ecco, Neschio, è l'unico interista che sa parlare di calcio. Ecco chi era, Neschio. Men, che è vero, fai bene scordatillo, fai male e arruodatillo. Quel bastardo nonno interista me lo sono ricordato, e a Neschio me lo stavo ascoltando. Neschio è interista, vabbè, per carità, però sa parlare di calcio, parla sportivo più che può, anche se c'è un po' di ironia in quello che dice, un po' di con i denti stretti a volte magari quando deve fare un complimento alla Juve, però tutto sommato è abbastanza sportivo quando parla di calcio. Quello là invece nonno bastardo interista, c'ha pure il nome tra l'altro, il nick pure dice tutta, no? La dice tutta, infatti lui proprio bastardo, parla proprio con odio e fomenta odio. E vabbè, comunque io vorrei poi essere sportivo, ma a volte magari io parlo malissimo degli interisti, ma perché loro non sono da meno, perché loro non parlano mai bene di noi, quindi non posso essere sportivo, non posso essere contento se alla finale di Champions la vincesse l'Inter, non posso, perché voi, la maggior parte degli interisti, ci volete morti, quindi è inutile, non ce la faccio. Poi magari c'è Neschio, c'è gente come Neschio che è appassionato di calcio, tifa la sua squadra del cuore, ma si deve essere anche un po' sportivi, non puoi essere solo, poi diventa bullismo, capito? Non è che uno non sta agli insulti, uno sta, ma quando poi parlate sempre per la Juve, cioè questo è bullismo, è tutto qua. Comunque me ne frego che esistano pure questi interisti, me ne frego, li mandiamo a cagare, punto e basta.
E per quanto riguarda lo sport, il calciomercato, non ci sono grandissime novità, non ci sono notizie scoop, tutte cose dette e ridette da tutti, cioè nulla, perché praticamente la Juve si avvicina al prossimo campionato quasi la stessa dello scorso campionato, e pensare che c'è ancora Allegri in panchina, quindi sarà quella la storia, sempre lo stesso tipo di gioco, non gioco. E poi che c'è? L'unica novità è che hanno dato via Quadrato, abbiamo un sostituto che non sappiamo se sia all'altezza, dobbiamo solo vedere, c'è da vedere. E poi basta, che c'è Milik ci sta ancora, Rabiot ci sta ancora, Locatelli sta lì, al momento Vlahovic ci sta ancora, Chiesa ancora è qui in casa Juve, quindi non lo so, al momento c'è la vecchia Juve, è sempre lì. Cosa può succedere, ragazzi? Cosa può succedere? Cosa può cambiare? Non lo so. Nati per vincere. Certo, questo personaggio, anche se parla a modo suo, è abbastanza colorito, folcloristico, ha dalla sua la simpatia, e poi diciamo che è abbastanza spontaneo. Nati per vincere ce la fa troppo forte, tecnicamente magari non è la sua arma vincente, la tecnica, parlare tecnicamente, parla a modo suo, sa cosa dice, tutto sommato lo dice a modo suo, però il personaggio ce la fa, è simpatico, voglio dire, ma quanto guardo lui sprigiona serenità, nonostante che lui è un terremoto, è un tornado, sfascia tutto, però è pulito, è divertente, raggiunge il suo scopo. Sì, nati per vincere, promosso, mi piace. Ciao, ti saluto, continua così.